Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Scuola di musica Eureka, un'istituzione nel paese polesano, e siamo con Gildo Turolla, che è uno dei direttori e anche degli insegnanti di questa scuola, che ci presenta sia il suo ospite sia questa iniziativa che è prospettata per i diversamente giovani, gli over 60. Ciao Leandro, ciao a tutti. Oggi è una doppia emozione perché innanzitutto finalmente abbiamo riaperto la sede di Taglio di Po della Scuola di Musica Eureka e quindi possiamo ricominciare la nostra attività e come inizio abbiamo la seconda, cosa bella, che è quella di questa collaborazione, questa adesione nostra ad un progetto promosso da ASI e dalla Regione Veneto. Poi vi spiegherà meglio Michele Della Porta, un vecchio amico e collega, nel dettaglio questo progetto. Praticamente è un'attività che sarà sviluppata nel tempo, rivolto alla terza età, al settore della terza età, quindi alle persone così più mature che hanno la possibilità di confrontarsi con la musica, e quindi questo progetto sarà rivolto soprattutto a loro. Dicevo, impegnarsi con la musica in un ambiente così sociale, anche di apertura verso gli altri, insomma. Per i dettagli del progetto do la parola a Michele Della Porta di Padova Musica Sweet Basil. Allora, io intanto ringrazio chiaramente per l'occasione, ringrazio Gildo, vecchio amico, compagno di merende, di note e di palcoscenici di ormai qualche decennio fa. Che dire, il progetto è complesso, importante, molto ben strutturato da ASI Veneto in particolare, tanti partner che partecipano all'attività. La base di riferimento è un sistema transgenerazionale, cioè certamente terza età, ma non di meno giovani, giovanissimi. Lo scopo è proprio quello di mettere in comunicazione le diverse generazioni. La musica è sicuramente un grandissimo collante e si è pensato proprio questo, di provare a far interagire le generazioni. I giovani, i giovanissimi parlano di musica quotidianamente, ascoltano, realizzano musica. Gli ex giovani, i giovani differentemente giovani, magari un po' meno, magari lo facevano, magari vorrebbero farne, ma si sentono spesso e volentieri anche in difficoltà all'idea di frequentare questi posti perché tendenzialmente si sentono lontani, non si sentono di parlare quella lingua. In realtà è una lingua che possono parlare tutti. Abbiamo pensato inizialmente, almeno noi di Padova Musica, quindi riferimento locale su Padova, ma poi ciascuno chiaramente realizzerà il suo lavoro come meglio crede a livello territoriale, di iniziare a fare un lavoro proprio a livello organizzativo, quindi lavorare principalmente sugli orari, più ancora che sui contenuti, quindi dare a questa fascia, a questa generazione, a questa fascia di utenza, i propri momenti in cui si sentano unicamente loro i protagonisti, quindi le mattine principalmente, e poi scopriremo quali altri eventuali momenti, con un risvolto sociale, con l'intento di provare anche a uscire dalle aule, di realizzare delle attività d'insieme, perché no, anche sui palchi, che i giovani, volevo dire noi giovani, ma ormai, ecco, diciamo quelli che erano giovani come noi, sanno che cosa può significare, che cosa possono dare. In questo momento, pronte a partire sono due strutture nel Trevigiano, una nel Bellunese, una nel Vicentino, è inutile dire Padova e Rovigo operative. Regione Veneto è l'ente che ha finanziato. Ora, l'importo stanziato è cospicuo, è nell'ordine dell'80.000 euro indicativamente, che si differenzia molto perché si muove nell'area della cultura, quindi della musica ma non solo, molto nell'area delle attività motorie, laddove appunto la terza età ha spesso e volentieri molto bisogno di sostegno e soprattutto, come dico, a livello non solo transgenerazionale ma anche genericamente trasversale. Ecco, sono moltissime le attività. Sì, è un progetto che in realtà doveva partire già nel 2021, ma che per una serie di ragioni, è inutile dire causate da cosa, ha avuto degli slittamenti e che adesso vedremo di far accelerare proprio perché il 2022 sia l'anno della realizzazione piena.